Secondo ospite di questa tribuna elettorale dedicata alle liste a Padova è Giancarlo Garna, è esponente della lista Civica, Ambiente, Salute e Cultura che sostiene la candidata sindaco Daniela Ruffini di Rifondazione Comunista. Voi vi appoggiate, voi siete una lista di sinistra che già dal nome però dà i temi di cui vi occupate, ambiente, salute e cultura. Esatto, siamo una lista civica di sinistra che raccoglie le più svariate esperienze fatte dalle persone che la compongono nell'ambito dell'ambiente, della difesa dell'ambiente, per esempio del Comitato Alberi contro il taglio dei grandi alberi, nell'ambito della salute e del benessere psicologico e sociale dei cittadini e dell'attività sociale, come con la realizzazione dei GAP, dei gruppi di acquisti popolari che facciamo a Padova e che sono stati anche presentati da un vostro settimanale proprio in RAI. E della cultura, come il sottoscritto, che io sono un archeologo, ho avuto svariate esperienze in Italia, faccio parte del direttivo nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi, ho lavorato anche all'estero, molto purtroppo nella tragica situazione in cui si trova la Siria, adesso in Iraq. Ed ecco perché la nostra lista si chiama Ambiente, Salute e Cultura, perché è proprio la sommatoria di tutte queste esperienze di attività reale sul territorio, politica, sociale e culturale. Ed è anche perché sosteniamo, il motivo per cui sosteniamo Daniela Ruffini, perché la troviamo coerente con le nostre rotte, troviamo che sia stata sempre coerente con le delibere e con il suo comportamento in Consiglio Comunale, nella lotta nella difesa dei beni comuni, dell'ambiente, per esempio contro l'auditorium Piazzale Boschetti, che unisce ambiente e cultura, contro il parcheggio di Via Dottesio, contro la cessione di Bus Italia, di APS a Bus Italia, e quindi nella difesa dei beni comuni. Quindi troviamo sia coerente con le nostre lotte e con la visione della società che vogliamo più equa, più sostenibile e compatibile con uno sviluppo ambientale positivo. Giancarlo Garna, Ambiente, Salute e Cultura, appunto, sostiene Daniela Ruffini, ma lei da archeologo come vede questo sotterraneo mondo della politica padovana in questa situazione? Con che ambizioni vi presentate? Noi ci presentiamo con l'idea di proporre un progetto di lunga durata, un progetto che non si ferma a queste elezioni immediate, un progetto che vuole appunto proporre una nuova città, un nuovo modo di sviluppo della città, sostenibile e compatibile. Mi spiego. Ambientalmente vogliamo allargare le aree verdi, vogliamo piantare alberi di grande fusto, non alberi arbustivi di piccolo fusto, perché la connessione tra alberatura e salute è poco evidente ma reale. Padova è una delle città più inquinate d'Italia, è una città che ha un fortissimo surriscaldamento, quindi l'alberatura non solo assorbe la CO2 ma contribuisce anche a combattere l'effetto isola di calore. Questo è fondamentale. Poi vogliamo proporre sostanzialmente una ristrutturazione e una riqualificazione del patrimonio artistico monumentale esistente. Per esempio siamo assolutamente contrari al nuovo ospedale di Padova, ma vogliamo una riqualificazione della struttura esistente e vogliamo anche un'altra idea di mobilità, perché appunto siamo nelle città più inquinate. Quindi per noi è fondamentale proporre questo nuovo progetto di lunga durata per una città che sia più moderna, con una riqualificazione energetica anche degli edifici, e che crei lavoro e che crei quindi possibilità di lavoro sia qualificato sia di tutti i tipi. Per esempio anche soltanto ristrutturare le strutture centrali architettoniche, le caserme, le scuole dove vanno i nostri bambini, produrrebbe moltissimo lavoro per l'ambito dell'edilizia. Puntare sul turismo e la riqualificazione del patrimonio artistico e investire in cultura crea lavoro qualificato e crea indotto. Giancarlo Garna di Ambiente, Salute e Cultura, lista che sostiene il candidato sindaco con Rifondazione Comunista di Daniela Ruffini.